Una voce corale, quella che si leva dal territorio devastato dal maltempo del 17 aprile dello scorso anno che mise in ginocchio i comuni della Valle dell'Agno e Arzignano. Appello ad agire a cui hanno risposto tanti rappresentanti istituzionali della regione e parlamentari vicentini all'incontro ospitato nella sede della Protezione Civile Valle Agno. Obiettivo: farsi carico della richiesta che venga sbloccata con urgenza la quota rimanente dei contributi previsti per le opere di messa in sicurezza e sistemazione dei danni provocati dalla drammatica ondata di maltempo. Nelle scorse settimane gli enti hanno ricevuto una prima tranche di contributi pari a circa il 10% dell'importo complessivo dei danni, stimato in 39,2 milioni di euro, di qui il pressing sulle tempistiche. Abbiamo avuto notizia che tra qualche settimana dovrebbe esserci la ricognizione da parte dei tecnici del Dipartimento di Protezione Civile del Ministero e della Regione e quindi noi quello che abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti in Regione e rappresentanti in Parlamento di porre attenzione su questo processo e tenerci informati e darci informazioni su quanto ci arriverà come risarcimento dei danni per le ricostruzioni e anche in che tempi. Purtroppo il paese qua è un paese in frana, questo lo dico sempre per la geologicità che c'è del territorio e ecco, confidiamo che qualcos'altro arrivi perché altrimenti noi siamo in una situazione precaria, proprio qui che è la sicurezza stradale, specialmente in certi territori. È uno dei pochi territori del Veneto che va dai 150 metri sul livello del mare fino ai 1800 metri, con una larghezza media della nostra vallata di niente, praticamente 1600 metri di larghezza. Questo comporta che qualsiasi tipo di evento atmosferico eccezionale crei dei rischi non solo alle infrastrutture, ma soprattutto i rischi ai cittadini. Oggi i sindaci ci chiedono di farci parte attiva per velocizzare da un lato i tempi e dall'altro per ricavare e anche cercare di recuperare risorse. Noi unanimemente abbiamo dato ovviamente disponibilità ad impegnarci, come abbiamo già fatto anche in passato, insomma la Regione chiaramente c'è, lavoreremo chiaramente assieme, ma stiamo già lavorando con loro.